Io sono Lagni Vittorio, detto Walter perché dalla nascita mi hanno attribuito questo nome tedesco, Walter, per cui la mia azienda si chiama Lagni Vittorio Walter e ho iniziato nell'82 che avevo solo 20 anni. È nata facendo maggior parte costruzioni nuove, i capannoni, fabbricati, case. Nell'83-84 ho cominciato a assumere personale. Quando ho iniziato è stato un periodo di crisi, però io ho aperto le porte nell'edilizia, nel campo dell'edilizia, perché mi appassionava tantissimo. Dopodiché nel 2000 ho cominciato a costruire e anche vendere residence fabbricati di qualità medio-alta. Dopo è arrivata la crisi grande del 2007-2008 dove che ho dovuto tirare i remi in barca praticamente. Nel 2014 ho fatto l'affitto di azienda con mio figlio e nel 2019 ho avuto un intervento che non è andato assolutamente bene, che sono stato fermo per quasi 2 anni e dopodiché marzo 2021 ho percepito la pensione e ho riattivato la partita IVA come artigiano e come costruzione ancora. La mia scelta di diventare maestro artigiano è perché l'edilizia mi ha sempre appassionato, anche per dare spunti, idee alle persone più giovani, come che ho sempre insegnato ai miei apprendisti, ai miei dipendenti e come adesso sto insegnando ai miei figli che collaboriamo assieme. Sono giovani, però vedo che c'è un miglioramento giorno dopo giorno, mese dopo mese. Il mio rapporto con Confartigianato è buono, la contabilità dell'azienda me la tengono loro, l'attivazione dei servizi di luce e gas con la Confartigianato, mi stanno seguendo per l'impianto fotovoltaico, ho fatto tantissimi corsi con la Cesar, ero diciamo artigiani sempre sul pezzo.